Iniziamo o pensi che gli amici vogliono aspettare ancora? Buongiorno cari Beh, amici, vi abbiamo fatto la finta. l'avevi letto, stai trasmettendo la Quindi, vita. ho letto, c'è un freschino, qui c'è un freschino, Certo, stiamo c'è un ibernando. freschino che non vi dico ragazzi. C'è così fresco come il nord, no? Qui fra un po' abbiamo la canoa sotto, E adesso qui è... non è sudore che ho fatto è la la doccia, ho doccia. detto prima che iniziamo la live per essere un po' profumato, non per Ilde ma per voi perché so che avete il naso fine, Certo. vado a farmi una doccia, mi vado a lavare perché oggi ho fatto mezz'oretta di mare con la Hilde, con i nostri bambini, no? E oggi dico, prima di... Che abitiamo praticamente al mare. cioè praticamente il mare, le conchiglie sono attaccate al muro della parete, giusto? Giusto. Anche i cavallucci marini. Bene, buongiorno, buonasera cari amici e lascio la parola a Hilde. Bene, siamo di nuovo qui, l'appuntamento del mercoledì sera sul canale YouTube del Marietto Veneziano alle 21. Mi raccomando, lo dico per le persone che in seguito guarderanno questo video e vorranno magari in futuro Mm, mm, sintonizzarsi durante la diretta. mm. Dunque, torneremo comunque in diretta venerdì, chissà se ti fa piacere. No, No? no, 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 io venerdì dormo, spammo, quelle cose lì. No, Va ci sarà. bene. Venerdì? Oggi che Sì, alle giorno? 21:30. A Oggi è 21:30 mercoledì. nel canale di chi, scusa? Il mio canale YouTube, Va fare Hildegard. buffo? Ah, il Ma sai cosa è successo l'altro giorno? Non C'è una so. famosissima cartomante che sta facendo le sibille gratuitamente, è arrivata una e ha detto che non era brava. Ah sì? Ah sì, È sì, sì. andata a fare l'asina nel canale di Sì, YouTube? sì, 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 Ah, sì, ecco. sì. Io non dico Chissà nulla, se, non dico chissà nulla. se lo sa che cosa Aspetta, le un aspetta. regalino da parte della Hilde, così, Così impara. così impara. Non mi interrompere. No, nelle mie potete venire, numero di telefono, No, ma sapete. dico, certo che sono i benvenuti anche nelle mie dirette, ci mancherebbe, però Ma se devono fare gli asini, non c'è nulla meglio che gratis. non provino. Bene, cari amici, ma vi hai raccontato che abbiamo anche un sito, quelle cose lì? Un Allora, queste gruppo, sono due cose che gruppi? dico tutte le Ma dirette, ma magari io, anche oggi. anche oggi, diciamo così, dillo pure. Allora, siamo presenti su Facebook, su due gruppi, i due gruppi si chiamano Incasti Sacerdotali e il secondo gruppo si chiama Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo, dunque se vi fa piacere passare un po' di tempo con noi, apprendere delle cose o gli argomenti di cui comunque regolarmente trattiamo sui nostri canali YouTube, bene, allora siete benvenuti e fate richiesta di iscrizione al gruppo. Gratis, è È gratis. gratis. No, perché io dico sempre che andare a mare è gratis, ma è gratis Certo, anche se... anche seguirci sui gruppi. Esatto. Ma non solo i gruppi Facebook, ormai è da anni online il sito www.ilcapitano.intervista.org, sul quale appunto dal 2015, da quando c'è il Marietto l'ha messo online, sono distribuiti in modo totalmente gratuito i circuiti radionici. Chiaro, non tutti i circuiti radionici del mondo, ma quelli fondamentali che cercheranno di migliorare molti aspetti della vostra vita attraverso il contributo delle onde di forma. Dunque, per quanti non conoscessero la radionica, vi invito ad approfondire questo argomento anche tramite i nostri canali YouTube, dove abbiamo organizzato in base a playlist tutti i video dei nostri canali, così che appunto vi è più facile la consultazione. Lei ha più di 700-650 video, qualcosa del genere, Esatto, e il Marietto 1400-1500, tantissimo. 1400 video gratis, no, si possono sempre Abbiamo vedere. prodotto in alcuni anni, da quando siamo online, un numero molto ampio Cioè, di in due video. abbiamo più di 2000 video, quindi qualcosina anche il legale Marietto Veneziano hanno fatto. Esatto, in questi video ovviamente spieghiamo non soltanto la radionica, ma anche la radiestesia, la tarologia, l'astrologia antica, Esatto. l'ermetismo, la cabala. Dunque trovate veramente moltissime condivisioni che probabilmente troveranno il vostro interesse o speriamo che appunto vi aiutino nel vostro Ok. percorso. Però poi abbiamo anche la sezione che è quella che piace più a me, che è la shop, no? Dove noi procuriamo dei prodotti di alta I qualità. nostri servizi a pagamento, tra l'altro, Mm. siamo disponibili per consulti privati. Lei.
Anche tu. Sì, però io li seleziono, devono fare prima un test psicofisico, quelle cose lì, Attitudinale? sì, devono darmi il certificato Covid, io voglio il Green Pass e non faccio... No, no, lei invece no. Ecco, no, io. No, no. Vedete, io ho sempre la Io se mascherina gli fa perché... piacere approfondire i temi, stare un po' in mia compagnia e avere Numero di delle telefono, scusa? risposte, 347 8702 622, 20 euro, 45 minuti. Esatto. Bene, Bene, io direi, abbiamo detto tutto, abbiamo tanti amici in linea che ci fanno delle belle domande. Ricordatevi esatto, nome, dato di nascita, codice fiscale, io sto DNA, RN. sudando tutto a gocce. Noi siamo infatti Mamma mia. io ho le prove provate che ho fatto la doccia. Bene, Ragazzi. lei sta sudando perché qui ci sono 37 gradi all'ombra. Bene, dai, partiamo, via. Vediamo, salutiamo già le nostre amiche. Via. Bene, buonasera Simona, No. buonasera Felix, buonasera Daniela, buonasera Lisa, Buonasera, buonasera Barbara. Barbara. Bene. Intanto ci sono queste amicizie collegate, sicuramente comunque aspettiamo che si colleghino anche altri affezionati del canale oppure passanti. Passanti, dicono, chi sono quei due lì, che quello con la mascherina? Andiamo a vedere. Bene, facciamo la prima domanda. Via. Allora, Simone 79, 4 agosto 79. Ci può essere una storia duratura con Simone, 27 novembre 74. bene, E vediamo. poi ha aggiunto questo dettaglio per Lui, noi. sì, esatto, perché alcune volte è stato fuori una donna sposata, Brava, non si grazie capisce. Simona, lei si vede che ci segue. Sì, vediamo se- Hai Bene, capito? facciamo subito un test con la prima domandina, vediamo un po'. Sì, esatto, siamo bene, partiamo, abbiamo tutto, Siamo pronti? siamo pronti. Avanti. Voilà, mischiamo, mischiamo un po'. Allora, se fra Simone e Simone, Simone e Simona, Simona e Simone. anche Sì. perché qui ho sbagliato a scrivere il nome, invece no. Ah. Allora, dimmi un po' te, Hilde, come vedi questo taglio? Ma io bevo perché con questo caldo qui... Allora, direi che lo vedono anche loro, questo taglio. come lo vedi il taglio? Duratura assolutamente no, almeno così non sembrerebbe. È comunque fonte di non pochi problemi. Mm, Vediamo comunque nella stesa cosa ne dici, mm, Marietto. sì, ci saranno dei piccoli, Chiamali piccoli. piccoli intoppi, diciamo Ora che... cerchiamo di capirci meglio. Dai, su. Il taglio era un po' giù di tono, però Guarda. Simona. Non è donna forte, eh. Scusa che sta ancora corrente perché siamo un pochettino giù di... Allora, faccio io o fai tu? No, fai pure tu, Allora, che poi tu dico. mi correggi se vedi qualcosina da, come si dice, da raddrizzare. Allora, beh, nel passato diciamo che questo Simone è a stile, classe, gentile, a qualità, ha tutte delle, come si dice, qualità, sì, direi giusto, per essere veramente una persona importante nella tua vita. Vedo che tra amicizie c'è stato un bel dialogo, forse, insomma, lo conoscevi già, no? Sembra una passione di Ok. vecchia data, Sembra però forse baciata anche dalla fortuna. Il passato sembra una cosa corposa, una cosa che non era una toccata e fuga, no? Mi sembrava più che altro una cosa che avrebbe potuto prendere una bella piega. Se ricordo, Ilde? sì, peccato che. Peccato che adesso il peccato che lo faccio dire a lei perché io mi spavento quando vedo certe cose. Eppure Ilde, Allora, linea effettivamente presente. nella linea del presente qualche possibilità che inizi una relazione, se non che è già in corso, una relazione extraconiugale o clandestina, c'è, mm, però assolutamente incerta. E comunque cogliendo gli attimi, Mm. anche come vedi, Mm. ci saranno comunque delle resistenze, delle Eh, forze opposte, delle grosse problematiche. Comunque la carta del militare è una mm. carta di natura marziana, porta sempre degli sforzi o comunque delle prove, Mm. ma può anche indicare comunque una passione che
viene ripresa comunque qua. C'è comunque una passione fisica molto forte. Il Esatto. problema è... Però andiamo un pochettino avanti. Adesso, come si suol dire, passiamo al futuro. Cioè, questo qui è il presente e il futuro. Il futuro vedo che c'è denaro, gelosia, un ritorno, no? Sembra quasi quasi che, non so, c'è qualcosa nel futuro che non so se è attaccato alla materialità, non so se è attaccato al fatto che uno dei due è un po' materialista, direi. Non vorrei dirlo, tu Hilde, come la vedi? Si direbbe che comunque in futuro, per questioni sia economiche, ma anche per questioni costruite nel tempo, basate sicuramente su forme di interesse e di solidità di quello che è stato appunto costruito, venga fuori una qualche crisi. Ed è probabile, credo, visto che indichi che lui è sposato, non dici tu in che situazione sei, si direbbe che, cioè, visto questo dettaglio, la cosa più probabile è che lui si riavvicini alla moglie, ma per questioni di interesse. E poi Però, io vedo che lei la è molto forte, è una donna vincente, una donna che non si sottrae alle sfide e le vince. Però c'è il però che fa indicare che non dico che è un bel becco, non dico che gli piace guardarsi in giro, però questa carta sta a indicare che insomma sembra che abbia molte porte aperte, no? Diciamo così. si direbbe che comunque il flirt, il vostro inciucio, chiamiamolo così, Sì, durerà, così, in modo durerà una comunque battuta, un po'. In fondo è una specie di aiuto reciproco che vi date, di Sì. sostegno reciproco, però l'esito è meno sorridente, dunque è comunque una relazione che sì, definisco io avrà... l'esito da Dario Argento, Cardiopalma, un po' da, non dico neanche, sai quei film che c'erano negli anni Ottanta, che Sì. insomma andavi con la carrozzerina a vederlo perché insomma erano i primi film. L'esito ti vediamo che lo vedi andare via, poi dicerie, poi vediamo molti pianti proprio per una donna sposata. Hilde, cosa ne pensi? Già. È un esito molto, molto duro, molto crudo, no? Perché sarà come se ti risvegliassi da un sogno e ti rendi conto che in fondo è sempre come Diciamo andato. che la parte felice è ora e forse un po' nel prossimo periodo, ma già si vedono dei primi Delle crepe sui muri, delle crepe sui muri. sì, per via di interessi comunque che abbiamo visto Sì. avere. In ogni caso l'esito, L'esito è un po' pesante. sai, L'esito- ti tormenterai a lungo per quest'uomo, dunque io non lo so quanto ti convenga. Io ti dico, Ho legato i capelli. ha legato i capelli, lei Non li lega i sopportavo capelli, io ho più. preso uno strumento Non li muscolare, sopportavo più. però diciamo è un esito tosto, eh? Non è che tutti i giorni si vedono esiti così, adesso speriamo che quella dopo magari. Esatto. Ma salutiamo i nostri amici, no? Si sono Pierluca, aggiunti Roberta, Pierluca, Lisa che squadrone. e Daniela. Bene. Ah no, Daniela l'avevamo salutata, ma ha aggiunto una domanda. Bene. Francesca, È il turno di Francesca. no, che poi Anna. Ah, ok. Cioè Francesca, magari è l'Anna a casa di Francesca che dice Allora, Anna, del 14 90. giugno del 90, vuole sapere come andranno le sue vacanze in Toscana. Vediamo. Vediamo come vanno le vacanze in Toscana la nostra amica. Un po'. Un po'. Non si è spento il condizionatore? No, che ci siamo abituati a... Allora, la partenza sembra buona, eh? Mm. Magari c'è anche qualcuno artistico che potrebbe incontrare. Sembra quasi quasi che sarà una cosa positiva. Il taglio è molto positivo. Il taglio fa indicare che la cosa Sì. è positiva. Non so. E guardiamo subito il finale, perché in fondo ma guarda, Anna, ti dico già, al finale viaggio, lettera, sembra quasi Direi proprio che c'è anche qualche incontro molto molto interessante. interessante, molto gagliardo, cioè, che Potrebbe dici, nascere qualcosa.
non necessariamente la parentesi estiva, potrebbe essere qualcosa di più interessante. Sì, in 4 stagioni. Non sappiamo se sei già impegnata o se viaggi da libera. In ogni caso c'è qualcosa di veramente carino che ti aspetta. C'è qualcuno che ci sviolinerà, ci sarà un cambiamento nel viaggio e nascerà sicuramente qualcosa di positivo. Allora, quello che un po' si vede è che probabilmente o doveva essere un viaggio che avresti dovuto fare con una persona con cui si è parlato, ma questa cosa era un po' incerta. E a quanto pare, io non so se viaggerai da sola, però vedi che c'è un blocco. Di fondo per te sarà un viaggio veramente bello. Non so se vai a trovare qualcuno che conosci già, perché è possibile che ci sia una vecchia amicizia ad aspettarti. In ogni caso, diciamo che una persona che un po' controllerà i tuoi movimenti potrebbe un attimo impensierirti, ma tutto sommato sembra che è una parentesi che supererai abbastanza facilmente e anzi compare comunque una figura a sostegno che potrebbe essere magari già impegnata, ma non intendo una figura maschile, un'amicizia, esatto, potrebbe essere già impegnata ma leggermente più giovane di te. Comunque sembra proprio che l'esito prometta di staccare un po'. Bellissime carte. Esatto, sembra proprio che tu staccherai un po' la spina col passato, che comunque hai bisogno insomma di rigenerarti un po'. Qualche piccola parentesi legata a un qualcuno che probabilmente genererà dei momenti così, forse perché controllerà i tuoi movimenti, insomma, magari c'è un qualcosa qui con questo nemico e malinconia, però è proprio una parentesi. Sì, perché l'Anna incontrerà qualcuno che sarà un bel becco, sarà un bel spifferaio magico. Cavoli, c'è un incontro veramente interessante. Poche fiamme, speriamo bene per te. Poche l'estintore. Allora, prossima domanda. Barbara, mi sembra di leggere. Ma su un po' vedere. Allora, Barbara, sì, 22, ormai tutto si chiamano qua, 22 ottobre 65, cosa mi aspetta in amore? Fammi vedere, non so, Barbarina del 65, che è una bellissima data. Mi piacciono quelle del 65, le date. Ah, ecco no, perché lei è del 73. No, la mia macchina è del 65. Addirittura ormai è un vintage. Un vintage. Non pago più l'assicurazione. Ma non lo so. Ah sì? Sì. Non so che macchine d'epoca pagano. Ma qui in Italia? No, in Svizzera. Ah, ecco perché qua in Italia non penso. Sto scherzando, dai ragazzi. Allora, ritroviamo Okay. la domanda di Barbara, 22 ottobre 65. Dai, stiamo scherzando, tante cose. Va bene, c'è qualcuno che è pensieroso della nostra Barbara. Anzi, sembra proprio che qualcuno nella sua volontà, nei suoi pensieri, vorrebbe lanciarsi un pochino in un corteggiamento. Diciamo che c'è comunque un periodo interessante. Vediamo un po'. Io vedo anche questa cosa qua, vedo proprio che qualcuno che vorrebbe. Vediamo. Allora, 1, 2, 3, prova Houston. Sì, sono qua. Houston, mi sentite? Abbiamo un problema. Come? Sono qua. Si è un po' spaventato dalle Sibille, perché l'ho messo giù male. Ma no, anzi, sembra. Inizio io? Sì. Vediamo che nel passato sicuramente c'era qualcosa di interessante, anche forte, e lei era molto speranzosa. C'era una grande comunicazione, qualche amica dava qualche aiuto, però adesso siamo nel presente. Nel presente
c'è qualcosa, c'è qualcuno direi, no? Nel suo radar, però è un tipo, secondo me non è tanto affidabile, è un tipo un po', sai quelle stretti di gomito? Non è solo quello, fosse solo quello, è una No. persona proprio cantastorie, deve fare Quelli attenzione. Samsung? Samsung. No, a parte scherzi, battute. Cioè, adesso la situazione qua devi stare molto attento perché questo qui dice cose che non sono realistiche, no? Ha delle grandi qualità quest'uomo, però è un po' stretto di gomito a livello sentimentale. Gli piace più prendere che dare. Attenzione, potrebbe essere qualcuno che ha un ruolo comunque nella tua vita, dunque non qualcuno così Mm. incontrato per caso, magari un collega di lavoro però che ha un grado un po' in più di te, un tuo responsabile, un Che referente. ti fa sognare, eh? Diciamo che però è una Però situazione che parte un po' inaffidabile. dici con il piede sbagliato, Mm, 44 con 2 milioni e eh, numeri. sì, che No, perché diventa un io 45. 45, ma Ma sto parlando di me. diciamo che insomma, tu potresti anche invaghirti di questa persona, Sì, oppure è già qualcuno che ti essere molto interessa. disponibile con questa Ah, persona qui, però il De Marietto ti dicono stai molto attenta attenta perché perché il futuro, quest'uomo vorrebbe fare delle cose di nascosto, ma poi neanche, perché lo ma vediamo, potrebbe anche proprio indicare che se già c'è un interesse in un futuro entra una persona rivale, perché comunque certo. può subentrare in questo menage. Ma attenzione, in ogni caso Mm. sembra che arrivi un qualcosa di Così di nuovo. nascosto, così Sì, archetichella. ma anche potrebbe essere dirompente comunque, qualcosa di molto forte. Sì, è vero, molto forte, però c'è sempre il corone in tutti i film, no? Mm, Quelli di azione, oppure sai quelli di Netflix, quei piattaforme che usiamo per dormire. È sì, presente, no? tipo Protector, Sì, esatto. A parte gli che è un scherzi, un sonnifero sonnino. favoloso. Però qui abbiamo delle carte rivelatrici. Questo è il finale, Barbara, adesso a parte gli scherzi. Vediamo qua un finale che ha De Palma, perché sembra che ritorni una vecchia fiamma, che speriamo che non sia questo, e che ci sarà qualcosa da mettere a posto con la vecchia fiamma. Perché i Però tormenti sono tanti. i tormenti Già. sono tanti, la malinconia ancora di più. Quindi diciamo che di nuovo non vediamo un granché, vediamo una persona già avuta, già conosciuta e che bisogna mettere a posto qualcosa. Però attenzione, attenzione che questa persona che adesso è spuntata nella tua vita, ok, devi Mm. stare molto attento perché sarà un Potresti disastro. innamorartene e soffrire. Soffrire Dunque, tantissimo. è chiaro che ha un grande carisma, fascino, ha modi di Ma fare esatto, ma interessanti, magari anche un po' il suo ruolo, come dicevo prima, sì, però però no, 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 e poi no. No, no. bene, Metti una recensione su Amazon negativa di questa stesa. perché No, perché è una stesa, non mi piace questa stesa, qua, perché lui è troppo furbo, questo tipo qua. metti su il Allora, bavaglio. stiamo scherzando, però stai attento perché è quello che fa. Purtroppo è di un fascino che non perdona quanto fa. Lo so Allora, bene io. Andiamo avanti. Polenta. eh, Andiamo avanti, che andiamo. se mi faccio protetta. Lisa, Dai, vai. Le buttiamo su ridere. guarda qua, bravissimi. Avevate previsto vita sociale che in realtà non ho ed è arrivata improvvisamente una mia amica che sta in Belgio e che non vedevo da 17 anni. Esatto. Bene, Ah, finalmente, hai visto? finalmente qualcuno ci No, dice. no, perché spesso succede, ma come mi hai detto così? Esatto, Date esatto. Ah, c'è tempo, che le tempo. sibille parlano per Poi evento. io ho sempre Comunque detto, grazie Lisa, grazie Elisa mi fa piacere. per l'onestà intellettuale. Andiamo avanti. Allora, Daniela, volevo chiedere gentilmente per Daniela, 1° aprile 70, se sarò di nuovo felice in amore con una nuova persona. Grazie Bene, mille. Allora, vediamo. adesso vediamo per Daniela. Mm.
Hai letto cosa ho scritto, Barbara? Guarda, daglielo anche da parte nostra. No, Tanto in questo daglielo anche, caso guarda, noi ti diamo gli anche fai anche un due piacere. bicchieri vuoti, no, perché lui è Fai un anche un piacere. disgraziato. Io, no, penso a me un disgraziato. Sto scherzando, però No, tieni lontano. fammi vedere, Barbara. Ah, ok, cosa l'aspetta in mano? Sì, sì, sì. Mm. Allora, Daniela, ricordiamoci che stiamo guardando per Daniela, 1° aprile 70, vediamo se sarà di nuovo felice in amore con una nuova persona. Ah già? Con una nuova persona. Ok, vediamo un po'. Leggerezza e falsità. Mm. Ilde. Allora, attenta alle false promesse, ma anche a una passione che potrebbe nascere con qualcuno Mm, che sta un po' lontano o che ha origini lontane rispetto al luogo o le tue origini, perché comunque c'è un fattore così di incertezza, sì, ma stai attento alle false promesse. esatto, questa è la Ho prima promesso. cosa, però vediamo, perché questo è Vediamo. solo, non Lo è taglio, detto che sia una nuova persona a fare false promesse Il o a taglio. rendere una situazione. Allora, però, mi sa che il tipo che stava dicendo a nuova persona è una zona, è un bel becco, come si dice. Allora, nel passato come lo vedi? Nel passato Dure prove, comunque ci deve essere stato una rivale per lungo tempo. ma lei era vittoriosa, eh. Sì, certo, ma in ogni caso la cosa non. Mm, nel passato è stata dura. Mm. Sai, Però, nonostante tutta la disponibilità, vedi che non paga, cioè non c'è quella cosa o non c'è stata quella cosa che mm, cercavi, cioè quel senso di unione, di solidità, di poterti rifugiare nel sentimento. Dunque è chiaro che c'è un qualcosa che per quanto impegno tu possa aver messo, comunque ci sono delle situazioni che scusa Ilde, scusa se ti non interrompo. importa, si arrangia. No, vado a fare prima. No, ora aspetta. Aspetta. Ora aspetta anche perché hai dei calzoncini interessanti. Ah, basta un po' di più. No, lascia stare. Eh. Allora, guarda, in realtà nel presente compare comunque un'opportunità di incontrare veramente, ma proprio Adesso, adesso. magari questa domanda è un po' birichina perché ce l'ha già tra le mani. Perché Perché se se non ce l'ha già fra le mani o perché non l'ha o lo visto, compri domani mattina quando esci da o casa. perché è proprio nella linea del presente, cioè c'è Anzi, qualcuno. io direi quasi che, non dico che adesso sono in camera da letto a guardarci, però questa carta qui, siamo un giorno più tempo. No, No, dai, allora c'è una no, grande intimità. esatto. Mm. Dunque, Ed è un tipo che ti farà una bella? sì, proprio una bella corte, cioè sarà molto lanciato, molto appassionato. Mm. Guarda, se solo riesci, perché la matrice potrebbe anche indicare che tu sei ancora un po' là che guardi a qualcuno del Esatto. Tu passato, stai ma se guardando qualcuno riesci passato. a dare spazio Spazio. alle nuove opportunità, ad altri nuovi Mm. arrivi, che potrebbero essere anche molti, guarda qui. Uh. Veramente proprio sei lì per incontrare questa persona, se non che, come ha detto, mi hai detto ce l'hai già fra le mani. Io non ho Allora, detto niente, nego, eh. Se io c'ero, nego. guarda, è chiaro che probabilmente questa persona ti farà non soffrire volontariamente, probabilmente ti darà dei pensieri che ti Mm. arrecheranno uno stato d'animo di Mm. sofferenza. Mm. Forse non escludo che Mm. le proposte che potrebbe farti ti scuoteranno e magari per paradosso potrebbero dispiacerle. Ho la sensazione, poi è chiaro, ognuno ha un suo metodo di lettura, ma io mi affido molto a quello che mi arriva, a quello che sento. Spesso le Mm. carte sono soltanto così, una specie di mezzo o di, come si dice, ma Citofono? no, nel senso che a volte. Samsung? No, ma ce l'hai col Ma aspetta, Samsung? scusa, scusa, Guarda che Samsung non ci paga per fargli pubblicità, andiamo. sto Allora, scherzando. allora, è possibile che questa persona ti faccia in qualche modo talmente
talmente sarà tutto positivo e molto lanciato nei tuoi confronti che ti turberà, non tanto perché ti turberà lui in sé, ma per una serie di pensieri e riflessioni che forse sono legati a questo, capisci? Cioè, nel senso, traduco io, posso tradurre? Traduci. Allora, praticamente tu sei legata un po' a un passato e quest'uomo che entra nella tua vita sarà una persona veramente che avrà un pensiero molto positivo, molto costruttivo. Però tu, essendo legata, avendo proiettato il tuo io in quella persona che tu credevi che era importante, ma che nella realtà è stato, insomma, una cosa un po' difficile da digerire, praticamente ti sconvolgerà un po' i progetti e nel tuo io superiore o inferiore, insomma quello di mezzo, al terzo piano praticamente, troverai una situazione che ti farà un po' sconquassare. E il Allora, problema però è il futuro. esatto, perché comunque c'è ancora qualcuno che cercherà di insinuarti, magari quella persona stessa del passato che non Mm. ha ben recepito Però, il c'è un nuovo però, messaggio. lui è più attaccato Esatto, a guadagnare con te, si vede quasi che ti ha sfruttato, sembra che vuole ancora ritornare in segreto a esatto. sfruttare, Sì, magari il tuo debole per quella persona. esatto. Ricordati che questo che stai per incontrare, se non che già l'hai incontrato ma non riesci a vederlo, potrebbe sconvolgerti anche perché la riflessione che ti nascerà è: ma perché non potevo o incontrarlo prima o non poteva essere quello del passato a fare così? Capisci? Dunque ci sarà un momento in cui tu sarai turbata, ma ritengo che qualcosa di buono, perché è veramente qui, se gli dai spazio possibilmente e non apri più invece le porte del passato, allora è possibile che riuscirai effettivamente a vivere qualcosa di solido, di importante. Però il fine, L'esito, l'esito è così, eh, l'esito ci lascia un po' il dubbio, perché vedi, domestico, messaggio, gelosia. Allora, come possiamo interpretarlo? Beh, qui è un grande punto di allora, è domanda, un bel punto di domanda perché le interpretazioni sono molte. La prima cosa che viene in mente è che questa persona comunque così tanto disponibile, che sembra essere nuova, comunque portatrice di novità nella tua vita, Non un dato sicuro, qualcosa esatto, nel è una momento. persona nuova, forse addirittura ti possiamo dare Più un'indicazione, giovane, un po' più giovane di te, un sì, pelino più perché giovane. si vede qua e qua. Esatto. In ogni caso, essendo una carta unfante, una persona, un uomo giovane Mm. potrebbe essere più giovane, magari di qualche mese, di un anno o due Due, sì. rispetto a te. Sono fresco, In ogni caso è un elemento nuovo, porta delle novità volenterose. che però potrebbero turbarti, cioè nel senso che non è detto, e speriamo invece che tu lo faccia, che tu colga questa opportunità. Potresti fartela scappare oppure... Stai attento, esatto, perché è un Esatto. bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto. Quindi È un esito esatto, è incerto, tutto nelle tue mani. secondo me sì, dipenderà da te, Daniele. Dipende da te, sì. Però è una persona Sì, positiva in confronto a cerco quella. di vederla. Allora, vediamo un pochettino. Aspetta, no, scusa, Sì, sotto il cane, no, certo. cerco di vedere che chiamo i Io miei ero giù scusa, così. abbiamo i miei occhiali, cerco di No, vedere. no, è che il monitor era piegato ed Va ero... bene. Adesso che abbiamo Lucy, buonasera, mi chiamo Lucia del 74. Ci sarà un nuovo amore per me? Ok, Lucia, vediamo per Lucia. E poi abbiamo la nostra Lara. Sì, No, bene, che fa bene. piacere, ogni tanto torna. Nella serie postino suona sempre due volte. A noi fa piacere perché rispondiamo alla porta. Esatto. Poi salutiamo i nuovi che sono arrivati. Ah, Scusa. giusto, giusto. Dunque, La Daniela, si è aggiunta Daniela, Maurizio Maurizio Antonio, Antonio e Scudo Scudo. ormai fa parte della famiglia. Ah, Anche guarda Maurizio. Rita, che carina, grazie. Un bacione. Hai Sì, letto? ma a me non dice niente. Ma guarda No, che... siamo nel mio canale, nel mio video fare complimenti a te, ma pensa a te. eh, Vabbè, tu hai la canna del gas, tu hai la canna del gas. Andiamo avanti. Cioè, vai allora, su, cioè sì. andiamo indietro Andiamo nella chat. indietro, facciamo vedere Lara, no, Lucy. le raccomandati. Allora, Allora, Lucia. 12 ottobre 74, ci sarà un nuovo amore per me.
Vediamo. Dopo un'altra volta mi faccio un bandino anch'io quando se ci sarà un nuovo amore per me. Via. Oh, Oh, beh, più di uno, eh. eh, Eh, Lussi, Lussi. mannaggia, quando si parla troppo presto. Esatto. Beh, allora, È un qualcuno attimino un po' bloccata la faccenda amorosa, un dei pochettino flirt. forse Non so se magari sei frenata un po' tu, potrebbe anche essere un questo. Vediamo cosa pochettino chiusa, un dicono. pochettino chiusa, dici. Vediamo un po'. Allegria. 1, 2, 3, 4, 5, come stretti, visto? Allora, sono Sì, proprio là, troppo. ho fatto un scambio di 90 gradi. Mm. Beh, beh, beh. Altro che un amore qua. Eh. Mm. Dunque, Allora, nostra Lucy, si dovrà fare però la Lucy, allora, vediamo. Lucy, nel passato, C'è stato del bel movimento. funzionano, eh? Funziona sto chat, Lucy, Di che Allora, anno è la Lucy, lei? del 74. Brava Lucy, usa le chat che qui vediamo che comunicavi Sì, bene. Ha qualcosa, raccolto. qualcosina, però sai, un po' così, eh. Era un po' così. Però adesso un libero professionista, Ma ora sembra proprio che la fortuna stia batterà cominciando o ci un sia avvicinamento, mm, 4-4, un uomo maturo, nel maturo, sì. senso già posizionato, che ha una Un libero sua... professionista, secondo me. Esatto, anche secondo me, o potrebbe essere un commerciante, comunque Sì. qualcuno che lavora per Mm. conto suo. O se è alle dipendenze di qualcuno, te lo dico perché magari Mm. così individui un po' il soggetto, se è alle dipendenze di qualcuno è comunque un ruolo piuttosto importante, magari stringe accordi e cose del genere, Mm. trattative. Sì. Allora, in ogni caso qua c'è proprio una bella passione. Guarda che questa persona o la conosci, non so se tu vai in vacanza da qualche parte o lui viene in vacanza nel posto dove sei tu, comunque c'è qualcosa perché non è del posto. Per me non è del posto con queste due Sì, è parti. un po' distante, quello è speranzoso. Esatto, in ogni caso, bello, sembra che proprio vi piacerete moltissimo. Cosa c'è però un pochino da dire? Che torna forse qualcuno. Allora, più che tornare, è possibile che questa persona magari continuano a parlarci di lui, no? Perché lei chiede se ci sarà un nuovo amore per lei. Giustamente rispetto alla domanda. Certo. Allora, o lui ha una comunque relazione, una donna accanto da molto tempo, con la quale però sono proprio ai ferri corti, nel Sì, senso si questa è la stanno prima variante. separando. Questa è la Questa prima potrebbe variante. essere la prima opzione. Mm. Oppure tu che hai, come dire, un ex con cui magari siete ancora alla ricerca di come dire, di fare la cosa giusta, di un giusto equilibrio e dunque ancora non sei Mm. completamente serena. Cioè ci sono delle cose che, nonostante questo momento attuale è molto interessante, dove potresti veramente incontrare qualcuno e te lo auguro al più presto, Sì. si apre però ancora un capitolo che non è evidentemente stato chiuso bene del passato. Sia per lui o per te. Oppure questa persona, ti ripeto, potrebbe avere qualche situazione già di vecchia data e dunque c'è un po' tutto da definire o magari ti chiedi qual è la cosa giusta da fare. Potresti anche vivere un pochettino con questo pensiero, Tormento. anche perché vedi che c'è ancora il C'è pensiero. Dunque, pensiero. E poi vedi, io questo nemico qua sembra quasi ma c'è qualcuno la che, spia. sì, c'è Secondo me è qualcuno qualcuno che era non dico stalkerizzo perché è la parola potrebbe brutta. guardarla a distanza, Mm. non sapendo bene come approcciarla, dunque, Ma penso che sia anche nel gruppo forse che di conoscenze. esatto, nella tua Mm. cerchia, nel tuo entourage, se non hai magari una frequentazione con una comitiva, con un gruppo di amicizie, potrebbe comunque riguardare qualche, nell'ambito dei luoghi o delle figure che comunque incontri regolarmente, O potrebbe anche nelle esserci chat, questo. perché abbiamo visto qui che Attenzione, perché perché comunque c'è c'è un po'. qualcuno che spiuzziola. Comunque, guarda, bellissima parentesi qua, speriamo vada bene. Esatto. Esito, fai tu, Ha fatto Marietta? faccio io l'esito perché sono io quello che... Sei tu il L'esito. proprietario del canale. Vediamo un po' qui l'esito.
L'esito che dire, è che, un po' un avanti, indietro, un passo avanti, due indietro, come lo vedi tu? Allora, sembra che comunque ci sia una manifestazione di qualcosa di importante, come se tu ti sentissi comunque scelta da questa persona. Dunque, Mm. comincia tutta una serie di aspettative, di pensieri, di programmi, di desideri che però un pochino non saranno sempre tutti realizzati o comunque Mm. alcuni di queste situazioni, di queste cose che positivamente vai anche a raccogliere, cioè è un periodo comunque dove Mm. riceverai delle belle conferme, comunque c'è un qualcosa che ti metterà in dubbio, che Sì. magari sentirai la necessità di riflettere bene e di prendere una decisione a bocce ferme. Dunque, Mm. comunque non è male, abbiamo No, visto no, molto di no, peggio. no, beh, sì, cioè voglio dire, non è male, Esatto, anzi questa anzi, figura questo tienila a qui mente tiene a perché mente perché quando entriamo in scena noi siamo qui per te. Andiamo avanti, Lara. La nostra Lara. Dunque, buonasera, cari Hilde e Marietta, oggi sono arrivata in tempo. Se fate in tempo vorrei sapere se da settembre riuscirò ad occuparmi del settore che mi sta a cuore nel lavoro. 12 marzo 71. No, Lara è sempre un nome molto importante. Eh già, Vediamo un po'. È arrivato qualcuno nuovo nella nostra. vediamo. Quanto che? Sì, io molto bloccata, faccio 3 passi avanti, 10 indietro, paura di essere chiusa ancora. Mm. Grazie, grazie. Bravissimi, sono anch'io. Che poi tra Grazie. l'altro sono il 75% del monitor. Siete bravissimi e indicati Per al forza, perché se 75%. spari sul 75% è Certo. probabile Eh, che rischi. è il mio peso forma e sono ancora in forma. Potete chiedere a lei. Sei ancora formoso. Con la minigonna. Andiamo avanti. Gara. Allora, Allora, dai, del Lara, vediamo se da 71. settembre riesce ad occuparsi. Vediamo un po' da settembre per la laurea. Un piccolo blocchino di vecchia data. Ma potrebbe anche essere che si No. chiude un capitolo di lungo corso che ha seguito per tanto tempo. Dunque un cambiamento Un comunque c'è, cambiamento ci molto sarà, profondo. esatto. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Ho lavorato molto nel passato con alti e bassi. Eh, Però vediamo un po'. Ci sarà qualche difficoltà al finale. Eh, Allora, Lara, sembrerebbe, partendo dalla linea del passato, che comunque, oltre alla possibilità che nell'ambito del lavoro ci fosse comunque una persona molto preparata, un po' rigida, che magari nei modi di fare un po' severa, che però ti ha dato molte soddisfazioni, probabilmente hai appreso tanto da questa persona, mm, ma l'arrivo di un collega, di un qualcuno leggermente più giovane, potrebbe aver ribaltato o scombussolato un po' tutti gli equilibri. mm, Diciamo che c'è un qualcosa che forse non hai più sentito appartenere a te, non ti sei più sentita nel posto giusto. E diciamo anche che è probabile che lì sul posto di lavoro comunque abbiano in qualche modo dato adito a delle voci. Comunque, andiamo avanti. Al presente sembra, vedi che c'è una certa solidità. E rispetto alla domanda che hai fatto, c'è un fattore incognito a cui dovrai comunque prestare attenzione, ma l'opportunità di iniziare qualcosa di nuovo è grande. Dunque, se tu coglierai questa possibilità, sicuramente un inizio sembra destinato ad esserci. però Forse non è del tutto qualcosa che ami o che volevi fare, cioè c'è un qualcosa, ma non è proprio quello, sembrerebbe. mm, Il problema qual è? sì. Che in futuro, nell'ambito di questo lavoro, di questo ruolo, non è neanche detto che
ci sia proprio un vero e proprio trasferimento in un'altra azienda, in un altro luogo, potrebbe anche essere un cambio mansione, qualcosa Sì. di Ma infatti lei lo dice qualcosa che mi dice lei. esatto, qualcosa, un'assegnazione più simile a quello che, ma non ancora quella. Attenzione però perché evidentemente, visto il vedovo, visto la nemica, potresti rimpiangere un Rimpiangi, sì. pochino, non tanto perché rimpiangerai il vecchio, perché in ogni caso abbiamo visto Mm. che anche lì la situazione si era un po' deteriorata, Ma ma quanto perché, perché non c'è so, una presenza, forse femminile, una donna più giovane di te, che che spia, c'ha una bella lingua. una Esatto. linguaccia, al 25%, Sicuramente creerà dei momenti di perocce. di turbamento, perché Mm. vedi, sembra che comunque vada un po' a riferire, ti tiene Mm. d'occhio e vada un po' a riferire. Fermo restando che esito, L'esito, beh, dai, c'è qualche piccolo blocco, esatto, però lei, l'opportunità c'è, ok? eh, Anche piuttosto importante, sembra comunque che tu sia tutelata nell'ambito di questo progetto. anzi, si è molto spinta, diciamo. Eh sì, però anche qua vedi che c'è fedeltà a prigione. Dunque, la Mm. fedeltà possiamo leggerla come quello che ami, no? Quello che Mm. è più fedele a te stessa, al tuo carattere, alle tue Mm. aspirazioni, alle tue capacità, ma con la prigione quello è Eh, leggermente, cioè un po' bloccato. Dunque, sì, ci Potrebbe, sono delle opzioni. però ci sono dei colleghi di lavoro qua, che sembra che Esatto, comunque c'è un po' di rivalità, perché siete in più persone a concorrere per lo stesso ruolo e sì, magari una collega di lavoro donna giovane che mm, mm, mm. un po' mi perocciano. Allora, vi leggiamo la prossima domanda. Vediamo un po'. Barbara. Barbara, Ah, no, 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 ha detto che... Va Rita, bene. no, Allora, no, abbiamo Daniela. Daniela. Daniela, 11 agosto 80, avrò belle notizie da Monza a breve. Poi salutiamo Claudia, salutiamo... Ciao Claudia. ah no, no, buono, sono Giusto. le persone che abbiamo già salutato. Ok. Va bene, rispondiamo dunque a Daniela. 11 agosto 80, se avrà belle notizie da Monza a Vediamo breve. Monza. Non fosse Poi Monza. direi che rispondiamo solo più a Claudia, ormai è rimasta l'ultima e per questa sera Questa siamo a sera, pace. ok, puoi abbassare, scusa, regia, Scusate, facciamo come la fine invece. qui siamo tutto Facciamo tutto noi. self-made, regia. Allora, dai. Eh, dai, sta per nascere una nuova, E direi proprio la che partenza da Monza, 1500 km qua più o meno, dovrebbe arrivare con qualche bella notizia, una comitiva qualcosa. buona, eh? Beh, è passato, dai, sì. Sì. Ai, 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 ai. Non so. Dell'80. Non sappiamo che tipo di novità lei aspetta. Non sappiamo di che tipo di Sembra novità. che tu stia aspettando qualche occasione per poterti trasferire, ma che già ci sia un blocco. O devi andare Sì. là, o stai aspettando l'opportunità lavorativa, oppure c'è un qualcosa legato anche sentimentalmente. È un po' non capendo, non sappiamo bene a cosa tu ti riferisca, sei stata molto stringata, però qualcosa sembra che già nel passato doveva partire, ma Ma è restato un è pochettino rimasta un po' lì, ferma. ferma. E comunque anche con un'incertezza sul tipo di accordo. Ti dico accordo perché se è una situazione sentimentale può parlare di una relazione che avrebbe potuto, come dire, ufficializzarsi o fare uno scatto, come dire, di maturità, Di anzianità. esatto, raggiungere un obiettivo più importante, ma forse proprio la distanza o forse proprio alcune situazioni legate anche a delle forme di incertezza hanno così messo tutto un po' in crisi. Nel presente, Adesso comunque
Beh, noi non sappiamo da chi stai aspettando questa, Però magari tu ci sembra, dai un'imbeccata perché c'è un uomo qui. è un uomo anche grande che ti vuole bene. Eh sì, però vedi che C'è non un sappiamo se blocco. ha interrotto qualcosa con te, nel Mm, senso, o se è in procinto di interrompere mm. qualcosa, perché potrebbe riguardare un'amicizia, una collaborazione, cioè un qualcosa, cioè è come se partisse qualcosa di positivo per cui festeggiare, ma che poi mh, c'è un qualcosa che impedisce. Sarà un Impedisce. imprevisto in ogni Un caso. imprevistone. Comunque, rispetto a quello che stai aspettando, c'è un qualcosa che Non va. non è calcolato, non è Arriva voluto e all'improvviso che, ok. Nel prossimo periodo, comunque, o cercherai più soluzioni, forse anche per le questioni lavorative, magari è qualcuno che è venuto un po' meno, eh, è per un lavoro. Ah, benissimo, infatti, perché vedi che c'è mm, proprio la carta stavo giusto dicendo, magari stai cercando delle soluzioni o dovrai cercare altre soluzioni lavorative e diciamo che torna mm, il postino. Sono sì, stato due ma volte. allora, come vedi, compare innanzitutto una persona più grande Giusta. che potrebbe darti una mano, ok? Ma che forse tarda un po', forse in qualche modo crea un po' di impedimento, non è una cosa che fa per cattiveria, dunque sembra che compaia questa persona che potrebbe aiutarti e scompaia, ma poi eccolo qua. Dunque, se tu stai cercando un'attività, un lavoro, Tutto l'altro sembra una seduta spiritica, compare, scompare. no, È nel un senso che medico. questa persona Questo è un medico. subito, se magari, sai, sembra giudicarla bene, Cioè, volerla aiutare, ma poi sì, è una stesa, non è esatto, esatto. però vedi l'interesse di andare là, che abbiamo già visto nella linea del passato, anche se non sapevamo il perché, sembrava comunque, c'è, vedi, c'è nella tua ricerca di soluzioni la possibilità. Comunque questa persona tornerà, così come secondo me è possibile che tu tornerai a Monza, perché la sensazione di queste carte è che tu ci sia già stata per qualche altra ragione. E vediamo che c'è un bel cambiamento positivo. Esatto. Casa, Esatto, dunque alla fine, Monza, nonostante un imprevisto, nonostante il bisogno di Monza cercare è verso altri dall'altra orizzonti, parte tutto Monza che aprirà le le porte, porte. perché qui si vede tre carte, una più bella dell'altra. Esatto, un Giustamente, grande, grandissimo cambiamento di casa, comunque andrai esatto. proprio a vivere da un'altra parte. E tu che ti sei impegnata e raccoglierai i tuoi Sì, frutti. anche magari grazie all'aiuto di qualcuno, però sicuramente. Esatto. Bene, sembrava quasi che mancava l'evocazione, poi Sì, metti le mani così. sparisce, arriva, tu ti sei battuto Allora, incontro. rispondiamo, abbiamo detto l'ultima a Claudia, anche Claudia perché Gigante. va bene, No, 15, no, 17 maggio 74 è single e vuole sapere se arriva l'amore per lei. bene. Hai letto? Eh. Ora tardi, no, dopo dobbiamo fare ancora l'uscita con Achille, campionato Eh mondiale di sì, calcio. giocheremo a calcio con i ragazzi, torniamo, doccina Anguria, abbiamo le Io la nostre. doccia no, perché io un'ora di mare, un'ora di doccia. No, no, guarda che Tra un po' mi qui escono le branchie. io andrei proprio per un periodo mi trasferirei, proprio metterei domicilio nel bagno perché fa troppo caldo, non avete idea di quello che c'è qua. Allora, non gridare che c'è la Finisia, è il terzo piano che poi lo dice in giro. Allora, andiamo avanti, la Ma nostra dici, ma con Claudia questo caldo ce la fa a dirlo in giro? avrà la lingua sudata. Allora, la nostra Claudia, ciao con piacere, sono Claudio 74, piacere Chiede se mio. arriva l'amore per lei. Ci siamo, ci siamo. Voilà. La faccio io questa sera che mi sento. Bene, sto zitta. Allora, Colpo di scena. colpo di
colpo di scena, Non ce la faccio stare zitta. non ce la fa stare zitta, ma neanche... Ah, continua. Qui qualcuno che è buttato fuori dalla porta rientra dalla Dalla finestra. finestra, esatto, perché è anche di nascosto, sembra quasi che un fan position. Lo chiamerai una fan position. Tipo la politica italiana, sai che dicono tutto il contrario I di tu? rimescoloni. Sì, gatto pardo, quelle cose lì un po', no? Che Esatto. oggi dicono sì, domani no, e poi ti dicono figurati di essere tutto no, e dopodomani sì. Insomma, deve essere un politico. Veramente. Allora, guardiamo un po'. Un nuovo amore. Beh, nel passato vediamo che è una donna forte, questa nostra amicizia, vediamo che insomma ha avuto dei momenti molto impegnativi. Lui c'era ed era anche una persona di una certa che ha influito molto nella sua vita, gli voleva molto bene, no? Però purtroppo magari era anche sposato o aveva già una relazione con qualcun altro, però vediamo qui nel passato che sebbene lei fosse forte e lui fosse, come si dice, molto no, Positivo positivo, comunque per lei. però ci sono stati, non dico insomma, dei freni, insomma, delle retromarce importanti. Se ricordi, Indy? Sì, Vuoi diciamo. aggiungere qualcosina? Ma hai deciso che questa stesa è la tua. Amore, è uscito qualcuno al terrario. Sto scherzando. Ah! Allora, però, vediamo un po' il presente. Il presente chi vedi? Allora, si vede... Era uno scherzo, continua. Sto scherzando, vai avanti. Guarda, si vede comunque un uomo, come abbiamo descritto prima, Libero professionista. ok? Dunque una persona di un certo tipo, comunque potrebbe farsi avanti con, anche con qualche dono, nel senso poi non è necessariamente detto doni materiali, comunque potrebbe fare delle proposte, delle cose interessanti, però attenzione perché nonostante questa figura, Questi diciamo fuochi che c'è d'artificio, un diciamo. po' un combattimento, nel senso eh, cogliere o non cogliere questa occasione, viverla o non viverla, sembra comunque un qualcosa né che può essere ufficializzato né sereno, ok? È una situazione un po' ambigua e che Come può il segreto. portare degli sconvolgimenti, oppure addirittura se questa persona, visto che è nella linea del presente, c'è già, potrebbe anche essere che la tua valutazione sia di chiudere in questa cosa. Dunque è non tu dici sei single, perfetto, ma forse c'è un qualcosa che devi comunque lasciarti alle spalle o qualcuno che forse è un bene tagliare. Nel prossimo periodo, Nel prossimo periodo, però, io vedo entrare in scena, io vedo entrare in scena più di una figura maschile, più di qualcuno, non dico la squadra di calcio, però dai, direi che ci sono ci molte sono belle delle opportunità. buone Sì. opportunità cui tu chiaramente potrai scegliere, adesso è una battuta, però vediamo che nel futuro molto probabilmente avrai, non dico molti spasimanti, ma molte opportunità. Potrebbe addirittura indicare che Mm. una festa, forse a casa di amici o per un evento, una situazione importante, tu possa incontrare un uomo, Che ti anche voglia qui, aiutare, sì. esatto, un uomo interessante, potrebbe avere Mm. una professione di assistenza al prossimo, che poi sia un dottore, sia un avvocato, un comunque infermiere, qualcuno sì. che per lavoro oppure per attitudine è molto disponibile a dare una mano. Dunque, Oppure potrebbe essere che effettivamente, come diceva il Marietto, potrebbe avere molte, non dico richieste, ma molte attenzioni da persone che vorrebbero anche far sul serio e che però lei a personaggio uno solo vuole veramente fare la parte del leone. in futuro Mm. vedi che c'è comunque una situazione un po' incerta, un po' volubile, ma che comunque
È sicura però, è solida. è Questa solida, persona qua comunque porta molta solidità. Evidentemente è una persona che starà comunque bene a livello acculturata, economico, una persona acculturata, che ti esatto. valuterà anche, cioè ti peserà, vedrà che hai anche tu delle belle qualità, sarai anche giovanile per lui, no? In un certo senso. Probabilmente ti introdurrà nella sua cerchia di amicizie. Esatto, esatto, Dunque, perché vede che vale, vede che vale, sì. E però il finale com'è? L'esito, l'esito, stendiamo l'esito. stendiamo un velo pietoso, voglio dire, l'esito devi stare un po' attento, però, perché è un modo, Squadra di calcio. perché, chi è che ha detto Allora, scuola di campo? tu Chi è l'hai che detto ah, prima, io? sì, l'hai detto tu e lei ha scritto che si è messa a ridere, insomma. No, Allora, vabbè. diciamo che forse tu vorresti sentirti un attimo proprio scelta, sentire un po' più di sicurezza, magari hai proprio anche desiderio di prenderti cura di qualcuno e viceversa, di qualcuno che si prenda cura di te. Questo è un aspetto per ora un pelino bloccato. Sì. Ok, però c'è anche la possibilità che adesso non sappiamo come sia organizzata, tra virgolette, la tua vita. No, no, Potrebbe anche essere io lo so. che una persona sulla quale tu contavi, magari una cara amica o una sorella, qualcuno, adesso non so perché, guarda che lui ha assolutamente Sì, sì, urgenza. adesso lo so. Scusate, ma abbiamo il cane in fibrillazione, evidentemente per Achille l'ora. Comunque, In ogni caso c'è un qualcosa che si blocca, o comunque una situazione dove magari scoprirai la presenza di un'altra figura, di un'altra persona e ovviamente questo porterà un po' di turbamento, un po' di inquietudine. Benissimo, però tutto sommato qualcosa si muove, come si dice, eppur si muove. Allora, il Marietta è andato ad avvisare i ragazzi, abbiamo Achille che non va al gabinetto da ore, dunque è il nostro cane. Dobbiamo salutarvi, ci siamo dilungati tantissimo, abbiamo fatto oltre un'ora. Vi ricordo l'appuntamento di venerdì alle 21:30 sul mio canale YouTube. Sto accelerando, ma vi voglio bene e a presto, a venerdì. Un caro saluto anche da parte del Marietto. A presto.